Sprizzetto in versione particolare online e sono con l'amico Renzo Marangon. Ciao Renzo, come stai? Ciao amico mio, professor Maggi, lei è sempre in grado di illuminarmi la giornata perché il suo sprizzetto quotidiano, quasi quotidiano, ci toglie dalla routine negativa di questo periodo. Allora, domani è Pasqua e quindi, visto che siamo in diretta, cosa fare? Facciamo gli auguri di Pasqua a tutti i nostri amici. Cominci tu. Bravissimo, bravissimo, tantissimi, tantissimi augurissimi a tutti. Allora, io faccio gli auguri a tutti, però posso fare a una categoria in particolare che mi sta a cuore? Ma assolutamente sì, amico mio. Allora, voglio fare gli auguri a tre categorie. La prima dei baristi, che sono quelli che sono più penalizzati in questo momento. La seconda agli operatori turistici, che questi molto penalizzati, ma quella che mi sta più a cuore agli addetti al mondo dello spettacolo, che sono sottovalutati perché si dice sempre non siete necessari a altro, invece secondo me mi metto anch'io nella categoria, siamo quelli che diamo in questo momento anche una botta di ottimismo, di simpatia, di felicità. E poi su questo settore ci sono centinaia, se non migliaia di persone che ci lavorano, tecnici, service, autori, di tutto e di più. Quindi a loro il mio augurio di una buona Pasqua è di riprendere quanto prima a lavorare alla grande. Mi associo al 150% perché ha interpretato perfettamente le esigenze e anche il sentimento di tanti che adesso chiusi in casa, se non ci fosse un po' di TV che ha cultura, un po' di libri, comunque ne sentono moltissimo la mancanza, perché di fatto è una sorta di arresto domiciliare per tutti. Decisamente sì, decisamente sì. Però, oltre agli auguri, io volevo approfittarne con te, che tante ne sai, e lo dico ogni volta. Allora, spiegami cos'è il MES, che io non ci ho capito assolutamente niente. Faccio una pillola, dimmi se ho capito bene. Praticamente noi abbiamo dato 100 euro e per chiederne indietro 50 dobbiamo dare un sacco di garanzie. È così? Beh, così è un po' semplificativo. In realtà il cosiddetto MES è uno strumento inventato all'inizio degli anni, alla fine degli anni 2000, perché si chiama Fondo Salva Stati, e cioè è un aggeggio che non ha ancora usato nessuno, esclusa la Grecia, ed è un fondo che è stato istituito per evitare che uno Stato sia messo nelle condizioni di fallire mettendo in difficoltà tutti i suoi cittadini. È che dal punto di vista burocratico, ovviamente, come quando vai in banca e chiedi dei soldi, ha delle garanzie che sono incredibili. Tant'è vero che il MES, che è subentrato per salvare la Grecia, ha oggettivamente salvato la Grecia, forse ha salvato le banche della Grecia, ma non ha proprio salvato dal punto di vista della qualità della vita i greci. E quindi questo è il cosiddetto, tu avrai sentito parlare sicuramente nel modo di dire la cosiddetta cura da cavallo. Sì. È che a volte ammazza il cavallo, però ecco, la cura da cavallo è questa: a estremo male e un estremo rimedio, però se è possibile evitarlo è meglio assolutamente evitarlo. Ecco, un'altra cosa, visto che su tutti gli annunci il nostro presidente parla di miliardi come fossero brustoline, mille qua, mille là, ma sti soldi secondo te arriveranno o no? Oddio, questi soldi sono, spesso si fa un po' di confusione. Quando sono annunciati investimenti cioè soldi per 5 miliardi, non sono i miliardi messi a disposizione, sono i miliardi che un provvedimento a favore di alcune categorie poi insieme mettono in moto, hai capito? Non è proprio... Però bisogna tener conto di una cosa: il nostro Premier, insieme a tutti gli altri Premier d'Europa, stanno pensando, in particolare la Francia e la Spagna, a ridare uno slancio all'economia della nostra provincia,
della nostra provincia, anche della regione, in seconda battuta del nostro paese, pensando all'indomani di quando smetterà questa quarantena. Devo dirti che dovrebbe essere uno sforzo che fa un intero paese, perché all'indomani, quando le aziende riapriranno, e molte purtroppo probabilmente non riapriranno con difficoltà, c'è bisogno di uno strumento grande, c'è bisogno di soldi a basso costo, ma più che bisogno di soldi, di cui quando c'è bisogno sappi che i soldi si trovano, sono le autorizzazioni burocratiche che non si trovano. Quindi il vero problema del nostro paese è che non ha a disposizione, non ce l'ha nessuno, il piano Marshall. La citazione sul piano Marshall è sempre impropria, perché il piano Marshall sono stati molti fondi messi a disposizione dagli Stati Uniti, ma erano a fondo perduto. I soldi messi a disposizione dagli Stati Uniti nel piano Marshall erano fondi di rotazione, ma non erano da restituire, mentre questi fondi che l'Europa ci aiuta, il sistema dell'Unione Europea con gli altri istituti internazionali ci mettono a disposizione, la mettono a disposizione per tutti i paesi, non solo per noi, in particolare per noi perché dobbiamo mettere in moto l'economia. Ma il vero problema è la fiducia che devono avere gli imprenditori quando riprenderà la situazione economica, cioè riprenderanno le persone a muoversi, è quella di ridare fiducia alle persone, di muoversi, e per esempio nel turismo di andare nei bed and breakfast, negli alberghi, cioè sentirsi liberi, e l'imprenditore avere libertà di movimento, perché uno shock dal punto di vista economico onestamente questo un pochino serve, quindi va allentata un po' la burocrazia. Speriamo che questo accada. Ecco, perfetto. Allora, come sempre un po' di ottimismo nelle tue parole lo colgo sempre. Bisogna essere ottimisti, anzi secondo me l'ottimismo bisognerebbe fare delle iniezioni, andare casa per casa, arriva un infermiere e mette dell'ottimismo in vena, perché altrimenti tu sai benissimo che se affronti, tu non sei un ottimista, tu sei un iper ottimista. È vero. Vedi sempre cose positive, quindi applica la tua ricetta quotidiana con la quale ogni mattina che il sole sorge ti guardi in giro e ti dici si alza, si tira su il teatro apre, si alza il sipario e ognuno recita la sua parte, e bisogna recitare una parte positiva, perché solo ottimisticamente si guarda, e poi l'ottimismo aiuta ottimismo e determina le condizioni per una migliore qualità della vita. L'uomo, la donna triste ti fa andare via anche la voglia di intraprendere, ritengo io. Dice un saggio che un pessimista non fa bene né a se stesso né agli altri. Quindi... Verissimo. Allora, ultima domanda, secondo te quando è che entriamo a regime per essere un pochino più liberi a muoverci, fare ancora economia come prima? Dal 4 maggio si comincia. Secondo te a regime? A regime un mese e mezzo dopo. Beh dai, buono. Dai, Renzo, ti ringrazio, naturalmente auguri a te e famiglia e tutto il bene possibile. Ringrazio io te e la tua famiglia, ringraziamo tutti i nostri amici, augurissimi. Augurissimi, ciao Renzo!